alla locandina e come sapevate abbiamo il professor Luca Cappuccini che l'ha già fatto Leonardo, lo ringrazio di nuovo anche io perché appunto è la sua seconda conferenza, quella che ci tiene stasera, perché a grande richiesta, avendo trattato nella sua precedente conferenza l'età antica, soprattutto per quanto riguarda l'età, diciamo, l'età etrusca, il periodo etrusco, che è diciamo la sua specializzazione prevalente. Ci sono state diverse richieste da voi proprio perché si affrontasse in maniera un pochino più particolare anche l'età romana, e quindi non era scontato ovviamente, perché ogni relatore, considerando anche che i relatori ovviamente lo fanno a titolo gratuito, lo fanno per amicizia e quindi lo fanno per, diciamo, gentile concessione, quindi non era scontato, però il professor Cappuccini ha consentito ad offrirci la conferenza di oggi, e quindi lo ringrazio di nuovo. Molto brevemente, per le persone che non l'hanno conosciuto nell'altra conferenza, il professor Cappuccini è docente di etruscologia e di antichità italiche al Dipartimento Sagas dell'Università di Firenze, responsabile del laboratorio di archeologia classica, membro del collegio dei docenti sempre del dottorato di archeologia. Ha svolto e continua a svolgere un'attività di ricerca molto intensa, come ho detto, soprattutto nel settore dell'etruscologia, con diverse ricerche sul campo e decine di pubblicazioni, quindi alcuni esempi sulla città di Chiusi, su diversi siti dell'Etruria settentrionale, Monte Giovi, su Poggio Civitella, presso Montalcino, Saturnia, Vetulonia. Collabora, ho visto, con enti, con istituzioni, con la soprintendenza, con i musei, proprio anche per la divulgazione anche delle sue ricerche e quindi dei contenuti di cui lui si occupa. E quindi, come dicevo, molte pubblicazioni su questi temi di ricerca, monografie, saggi, riviste internazionali, partecipazione a convegni, quindi ecco, non voglio rubare altro tempo. Io darei quindi subito la parola a Luca, che può condividere lo schermo con la sua presentazione. Volevo dire a tutti di nuovo che quindi lasceremo la conferenza del professor Cappuccini, durerà circa un'oretta. Alla fine quindi potete usare il metodo alza la mano, come vedete in basso a destra, oppure scrivere nella chat la domanda e poi magari io la leggo al professor Cappuccini. Quindi alla fine si può, come sempre, fare le domande e portare avanti, diciamo, un po' di discussione. Continuo ad ammettere persone, siamo 40, mi fa piacere, e do la parola al professor Luca Cappuccini. Prego Luca. Grazie Anna, spero che mi sentiate tutti, e in questa occasione, diciamo così, c'è bisogno un po' di una premessa. Come giustamente ricordato, io sono docente di etruscologia e quella, diciamo, è la mia specializzazione, cioè è quello che insegno. Per quanto riguarda anche il ramo, diciamo così, delle cosiddette antichità italiche, che poi sarebbero le civiltà dell'Italia preromana, quindi diciamo i Piceni, i Veneti, i Latini, vero, fino ad arrivare ai Sicani e alle genti nuragiche. Cioè, questo per dire che mi occupo di un periodo che non è poi quello di cui parleremo stasera. E questo ve lo devo dire per onestà, perché ovviamente io mi sono prestato a questa cosa perché per un interesse anche mio personale su quelle che sono le vicende della città in cui vivo, che ha avuto sicuramente una certa importanza durante il periodo romano. E direi anche che su questa soprattutto, cioè sulla città, mi concentrerò in quella che è la mia relazione. Io non sono, ripeto, un esperto, non sono un romanista, quindi
premetto, perdonatemi se su alcune cose magari ad alcuni di voi potrà sembrare più superficiale o ci saranno delle cose che giudicherete, diciamo così, di approfondire. E magari io vi potrò mettere anche in contatto con chi di Firenze romana se ne è occupato ben molto più di me e in modo molto più approfondito. Tuttavia credo che per quel che posso cercherò di offrirvi più che altro un quadro di quelle che sono le testimonianze di epoca romana a Firenze e come queste si sono sviluppate. In pratica si può dire che la cosa migliore che purtroppo questa situazione sanitaria non ci consente e che forse sarebbe anche più attraente, sarebbe quello di fare un giro per la nostra città e camminando per il centro di Firenze vedere quelli che sono i posti e quello che ancora oggi noi possiamo percepire e possiamo riconoscere di quella che era la Firenze romana. E questo sarebbe stato un bel giro turistico e un bel giro di approfondimento sicuramente culturale. Lo faremo, diciamo, in modo virtuale, ecco, se così posso dire. Io metterei a questo punto in condivisione la presentazione che, diciamo, probabilmente risulterà meno densa rispetto a quella che qualcuno di voi ha avuto la possibilità di assistere riguardo il periodo etrusco, proprio per un discorso di mia specializzazione, e vi invito appunto a questa piccola conferenza. Allora, vediamo un po' come posso fare. Facciamo... Scusate, c'è stata un'azione di disturbo nella chat e ho rimosso una persona. Ah, che cosa era successo? Niente, c'è una frase offensiva, rimane in chat, non si può cancellare, però ho rimosso la persona. Non era tra gli invitati, non so come abbia avuto il link, mi dispiace, mi scuso. Allora, dunque, andiamo in visione. E siamo qua. Ok, metto in condivisione. Spero che tutti vediate quello che vedo io. Se poi non lo vedete, qualcuno attivi pure il microfono e mi faccia sapere, altrimenti, diciamo così, procedo. Tutto a posto, se lo vuoi mettere a tutto schermo forse meglio. Sì, no, ecco, avevo... Ok. Perfetto. Dunque, questa immagine che molti di voi sicuramente conoscono è quella elaborata dall'architetto Pagni, a lungo tempo diciamo capotecnico della soprintendenza, della vecchia soprintendenza, ma bisogna dire così, della vecchia soprintendenza archeologica della Toscana, poi ha cambiato 10.000 nomi questa soprintendenza, fino ad arrivare, come voi sapete, alla divisione tra soprintendenza per il territorio e appunto soprintendenza legata invece al polo museale. Si può dire che questa visione così prospettica della colonia di Firenze, di Florenzia, rappresenti un po' quasi un primo sunto di quelle che erano le conoscenze arrivate proprio negli anni, diciamo, elaborato negli anni 90 con quelle che erano state le ultime conoscenze acquisite, cioè mettendo insieme tutti quelli che erano state le scoperte ultime di quegli anni. Era una stagione piuttosto fervida di scoperte, vero, legata ancora al ricordo degli scavi di Piazza della Signoria, e che quindi offriva questa visione di Florenza in un momento particolare della sua vita, e diciamo in quello che era il tra primo secolo a.C. e primo secolo d.C., in un momento, diciamo, in cui ancora non si era sviluppata oltre quello che era il circuito delle mura, ma ci sono delle particolarità che vedremo. In realtà siamo già oltre quella che è la fondazione di Florenzia. E quindi anche per un discorso personale legato ai ricordi che io ho con allora diciamo ragazzo all'interno dei servizi educativi della soprintendenza,
che appunto facevamo divulgazione, insegnavamo nelle scuole tenendo corsi appunto sulla Firenze romana, e questa era un'immagine a cui ero particolarmente affezionato. Ed è anche un'immagine che potrei dire è molto parlante. Si riconoscono già dei monumenti che poi vedremo nello specifico. Si vede nell'angolo in basso il teatro, circondato da quella che è una cerchia muraria con delle torri circolari. Quello che appare è quasi una sorta di rettangolo nel cui centro, più o meno al centro di questo rettangolo, sta appunto il foro con un grande tempio sullo sfondo. E poi si vede in primo piano, invece, con una leggera distorsione prospettica, quello che è l'anfiteatro romano. Prima di arrivare a Firenze, quasi con un movimento spirale, c'è un microfono acceso, non so di chi, ma sento dei riverberi nell'audio. Per arrivare praticamente a parlare di Firenze bisogna un attimo vedere che cosa succede intorno e quali sono le tracce che noi possiamo leggere sul territorio di dell'arrivo, vero, dell'elemento romano. Se noi prendiamo quella che è la piana di Firenze, qui potete, credo, abbastanza bene percepirla, si vede il corso dell'Arno, qua, questa è Firenze, questa è Prato, qua ci sono i monti ovviamente della Calvana, questa è la Val di Marina, e questa praticamente è la piana di Firenze dove vero, con una tradizione di studi piuttosto lunga, è stata riconosciuta la centuriazione di Firenze. Una centuriazione che funzionava cos'è la centuriazione? Ora forse non tutti lo sanno, erano una divisione del terreno e ogni appezzamento veniva affidato a un colono romano. Questo diciamo ha una certa importanza per quella che è stata poi la nascita di Fiorenzia, perché la nascita di Fiorenzia si fa risalire, la fondazione, a Cesare, al 59 a.C., proprio a seguito di quella che fu la Lex Iulia Agraria. Quindi proprio la ridistribuzione delle terre ai coloni romani conquistate appunto annesse a quello che era lì, in quel tempo la Repubblica ancora. Quella divisione del terreno, una divisione del terreno che veniva effettuata tramite uno strumento particolare che era l'agroma, quella che vedete qua in questa immagine. Come funzionava questa divisione del terreno? Secondo ancora quello che era un metodo etrusco di divisione, c'era sicuramente un riferimento a quelli che erano gli assi, l'orientamento cardinale, e il modo in cui si dividevano questi appezzamenti era attraverso cioè si faceva un procedimento, si traguardava praticamente, quindi utilizzando questo strumento, questi fili, come vedete, a piombo, si traguardava e si tiravano appunto delle linee, non senza dimenticare quelli che erano dei precetti, appunto delle tradizioni che risalivano già al periodo etrusco. Tuttavia bisogna notare come in realtà la centuriazione di Firenze si adatti in un qualche modo a quello che era un sistema di regolamentazione delle acque che noi abbiamo visto ad esempio nella lezione che io vi ho fatto, nella conferenza che vi ho fatto sul periodo etrusco e che già gli Etruschi avevano impostato. Infatti questi sono delle carte che ci fanno vedere le ricerche condotte nel sito di Gonfienti tra Prato e Calenzano, dove sono state scoperte una serie di opere idrauliche a fianco delle strade principali di questa notevole città etrusca che si sviluppa nella piana nella seconda metà del VI secolo a.C. e che pone, diciamo, le basi per la regolamentazione delle acque proprio. Erano terreni, diciamo, soggetti spesso alle alluvioni. Ricordiamo che i corsi d'acqua
che noi vediamo ben canalizzati e arginati, a quel tempo non erano arginati e quindi erano soggetti ovviamente a delle piene annuali. E la regolamentazione di questa risalita e abbassamento di quella che era la falda a seguito appunto del maggior apporto di acque meteoriche, questa regolamentazione fu in qualche modo tenuta in considerazione per la centuriazione romana successiva. Qui possiamo vedere come la centuriazione oggi sia possibile riconoscerla tramite vari metodi. Sicuramente le fotografie aeree, soprattutto dei periodi in cui ancora non c'era stata la enorme urbanizzazione, vero, che ha subito la piana fiorentina, soprattutto possiamo dire a partire nel secondo dopoguerra, ci fanno vedere un reticolo, si possono intuire dei reticoli che sopravvivono ancora oggi, per certi aspetti, in quelli che sono gli assi viari che si dipartono dal centro di Firenze, soprattutto nella zona a occidente, quindi la zona che praticamente è compresa appunto tra Firenze e Prato. Se noi prendiamo la centuriazione di Firenze, possiamo vedere che l'orientamento della centuriazione è differente da quello che è invece l'orientamento del cardo, del decumano, delle strade principali, che poi vanno ad individuare questa sorta di quasi quadrato su cui viene costruita la colonia di Florenzia. Una città che invece risponde ad un allineamento piuttosto preciso rispetto ai punti cardinali e che diciamo rappresenta anche il modello delle colonie romane di epoca tardo repubblicana, cioè quella praticamente del modello del castrum romano. Praticamente anche in questo caso tutta una pianta regolare con cardo e decumano che si incrociano formando una vera e propria croce che poi porta sulla cerchia muraria esterna alle porte, alle 4 porte principali, quindi che si trovano praticamente verso i punti cardinali. E all'interno di questo reticolo di strade poi si sviluppano ovviamente le abitazioni, ma anche una serie di edifici pensati per la comunità. Qui bisogna fare però un minimo di ragionamento, un minimo di passo indietro su quelli che sono i racconti che ci parlano della nascita di Firenze. Le origini di Firenze ci sono riportate in realtà le favolose origini di Firenze ci sono tramandate da degli scritti piuttosto diciamo così, piuttosto non così antichi. Le notizie di storie legate alla fondazione di Firenze le troviamo in questi autori, questo Martino di Truppo in Boemia, cosiddetto Martin Polono, un autore anonimo del famoso Liber Fiesolano. Siamo nel 1300, fine del 1300, e sempre dello stesso più o meno periodo questo manoscritto che si conserva presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, anch'esso anonimo. E in pratica che cosa raccontano? Raccontano di come cioè tutta la storia è legata più che altro alle vicende connesse con Catilina e quindi con il ritiro dei seguaci di Catilina a Fiesole e con l'assedio di Fiesole. Dall'assedio di Fiesole successivamente sarebbe poi derivata la fondazione, diciamo, successiva alla sconfitta appunto dei Catilinari di Fiesole, sarebbe arrivata la fondazione nel 59 a.C. della colonia cesariana di Florenzia. Ci sono anche varie storie sul perché fu scelto questo nome, che diciamo così non trovano assolutamente, non abbiamo idea e conferma su queste storie, che comunque sono piuttosto favolistiche. E anche diciamo sulla fondazione nel 59 a.C. di Florenzia non possiamo esserne effettivamente certi. Questo perché? Perché se noi andiamo a confrontare
quelli che sono i dati che noi abbiamo dai contesti archeologici scoperti nel corso del tempo dall'archeologia urbana condotta a Firenze, noi possiamo vedere come in realtà la città sia definita, diciamo, come città-colonia in un periodo un po' più recente, tra il 30 e il 15 a.C., che è, diciamo, siamo già in età augustea. Questo non vuol dire che non esistesse, diciamo, un primo impianto, una prima delimitazione di quello che poi divenne appunto il perimetro iniziale di Florentia romana. Un limite che era poi quello rappresentato dalle mura. E proprio le mura segnano, diciamo, fuori dalle mura si trovava una fascia di rispetto che era il pomerio appunto della colonia. Quella che noi vediamo e che abbiamo visto anche in quella ricostruzione che vi ho messo all'inizio della presentazione, in realtà è una situazione leggermente successiva. Quando noi parliamo infatti di Firenze romana e parliamo dei principali ritrovamenti che noi abbiamo a Firenze di questo periodo, sono più che altro ritrovamenti e contesti che si riferiscono all'età imperiale, cioè a un periodo successivo. E questo quindi bisogna tenerlo bene in considerazione. In un periodo che poi, in cui la città addirittura oltrepasserà quello che è il limite imposto dal Pomerio e si allargherà soprattutto con quartieri sicuramente anche residenziali, ma soprattutto industriali, per così dire, fuori dai limiti delle mura. C'è anche un'altra considerazione che bisogna fare, sempre determinata da quello che è il dato archeologico. Se vi ricordate dalla conferenza che avevo fatto sul periodo etrusco, recentemente sono stati editi, non troppi anni fa, degli scavi, gli ultimi scavi condotti in vari punti di Firenze, in cui sono state documentate delle sezioni del terreno, quindi è stata ricostruita la sequenza stratigrafica a partire da quelle che erano le fasi, diciamo così, etrusche fino ad arrivare al periodo appunto medievale. Per quanto riguarda questo periodo, quindi in un periodo che sta all'interno del I secolo a.C., noi vediamo in alcuni punti di Firenze delle colmate che in alcuni casi si sovrappongono a delle preesistenze, etrusche. Quindi possiamo dire che quando i Romani decisero di fondare la colonia di Florentia, non si trovarono di fronte, come appunto vi avevo detto la volta scorsa, a un luogo completamente disabitato, ma erano presenti sicuramente, era già presente un insediamento. Questo insediamento fu quindi, diciamo così, non ci sono tracce di distruzione di queste preesistenze etrusche. Si può presumere che esse furono inglobate all'interno di quelli che erano i lavori per la costruzione appunto della nuova colonia romana. In alcuni punti sicuramente il terreno fu reso più agibile. Se vi ricordate, vi avevo parlato di questa sorta di terrazzo fluviale che doveva esistere nell'angolo praticamente sud-est, diciamo, di Piazza della Signoria, quindi più o meno in corrispondenza degli Uffizi, questa sorta di piccolo promontorio che andava verso l'Arno. Ecco, probabilmente questo fu spianato e fu riportato del terreno nella zona praticamente di Via del Leone, che poi separava praticamente dall'area che poi divenne quella dell'anfiteatro romano. Quindi ci furono sicuramente delle azioni di livellamento del terreno in preparazione appunto della costruzione della colonia. Per quanto riguarda le mura di Florentia, gli scavi hanno evidenziato una particolarità. Intanto le mura sono sicuramente per tecnica costruttiva, rispecchiano un tipo di mura di una colonia, secondo una tradizione costruttiva e architettonica
che era sicuramente più arcaica, che faceva riferimento a colonie anche del III e del II a.C. Si tratta di mura dello spessore di circa 2 metri, costruite tutte in tecnica laterizia, quindi con l'impiego appunto di mattoni, che avevano a distanza cadenzata delle torri semicircolari con, diciamo, fondate su delle basi troncopiramidali. Quindi questa era, diciamo, questa ricostruzione di Corinti, si vede una di queste porte, e queste porte erano piuttosto strette. Anche questo è un carattere piuttosto arcaicizzante, parlando appunto di mura romane. Erano porte che non misuravano più di 3,60 m di larghezza, quindi piuttosto piccole. E sicuramente le porte furono costruite prima delle mura, quindi si può presumere che se effettivamente nel 59 a.C. Si può assumere come data di fondazione di Firenze, ecco, sicuramente una delle prime cose che vennero costruite furono sicuramente le porte delle mura, seguite appunto dal circuito murario subito dopo. Tutto ciò che noi abbiamo all'interno di queste mura, come vi ho detto, sembra essere leggermente più recente, ma questo si può spiegare abbastanza bene all'interno di quello che è un ventennio, vero? Più o meno, quello che separerebbe appunto dal 59 a.C. fino ad arrivare più o meno al 30, 20-30 anni di vita. Ecco, questo è un periodo abbastanza difficile da evidenziare da un punto di vista archeologico. Cosa abbiamo noi delle mura, del circuito murario? Beh, le mura sono... Il circuito murario di Florenza è emerso in vari punti della città. Sicuramente quello che forse tutti potete notare, potete vedere, perché tutti gli altri punti in cui è emerso il circuito murario si trovano a una certa profondità, come vi ho detto. In alcuni punti c'è un rinterro di oltre 2 metri, anche di più, quindi è evidente che noi non vediamo strutture che affiorano, a meno che non si fossero conservati degli alzati. Però nella zona di via del Proconsolo, all'altezza più o meno di dove è la chiesa della Badia Fiorentina, noi possiamo vedere ancora nel selciato di via del Proconsolo delle piccole linee di ottone che individuano il percorso di quelle che erano le mura. E a un certo punto si vede anche una sorta di due di queste linee di ottone che fanno un semicerchio e che descrivono quello che era il perimetro di una delle torri appartenenti al circuito murario. E qui doveva stare praticamente la porta che dava verso est, verso la zona di Arezzo, che era inquadrata, che si trovava praticamente in corrispondenza di Via del Corso e che era inquadrata da 2 torri circolari. Faccio vedere qua. Qui siamo alla Badia Fiorentina, questa è Via Dante, questa è Via del Corso, vero? E qui ci stava appunto la porta est. E questo si può dire che per vari motivi, per vari scavi effettuati nel corso del tempo, anche come vedete in anni piuttosto recenti, a cui poi sono seguiti recentissimamente, vero, gli scavi condotti all'angolo di Via Dante Alighieri, che hanno portato alla luce una delle capanne etrusche di cui vi avevo parlato, e quindi un'importante testimonianza etrusca. Vi ricordate anche le ceramiche iscritte? Bene, prima di arrivare ovviamente alle testimonianze etrusche sono state recuperate anche le testimonianze romane, tra cui appunto un altro pezzo di queste mura e di una delle torri semicircolari. E qui vedete appunto infatti gli scavi condotti in via del Proconsolo, diretti dalla dottoressa Monica Salvini, e in blu possiamo vedere appunto le strutture che si riferiscono al circuito murario. Questo doveva essere, secondo una ricostruzione virtuale fatta qualche anno fa, l'aspetto delle mura romane di Firenze, del primo circuito murario, quindi di cui si dota la città di Firenze. Il circuito misurava circa 1800 metri e racchiudeva una superficie di circa
20 ettari, quindi una colonia, diciamo così, di medie dimensioni. Il contesto in cui questa sorta di divisione, qui vedete appunto le ripartizioni secondo quello che era appunto la centuriazione, e qui vedete il castrum, appunto il modello della colonia di Firenze costruita secondo il modello appunto del castrum romano, con orientamento completamente differente rispetto alla centuriazione e con l'arrivo delle principali strade, è vero, riconducibili appunto all'epoca romana, che si dipartivano dal centro di Firenze. E da dove si dipartivano, qualcuno di voi lo sa, anche cerchiamo di renderla un pochino più interattiva questa conferenza. Qual era il punto, diciamo così, da cui si contavano le miglia di distanza da Firenze, che sono poi quelle che ovviamente danno i nomi ai vari borghi che troviamo intorno a Firenze, Quarto, Quinto, Sesto, Settimello? Sono in realtà le distanze in miglia romane da che cosa? Dal centro di Firenze. Ma dov'era questo centro? La colonna dell'abbondanza. Esatto, la colonna dell'abbondanza, è vero, quindi siamo più o meno nella zona di Piazza della Repubblica. E quello era il punto di partenza appunto da cui si contavano le miglia di distanza da Firenze. Torneremo poi su questa carta successivamente, che è quella che ci fa vedere anche come le aree cimiteriali si dispongono lungo le principali vie di accesso alla città. Una città, quando è che si definisce città? Questa è una domanda che io spesso faccio ai miei studenti. Una città diventa una città quando ci sono delle infrastrutture, cioè quando esistono degli edifici, delle costruzioni che sono pensate non per dei singoli, ma per tutta la comunità. Uno di questi esempi sono sicuramente le mura. Un altro esempio è ad esempio l'acquedotto, e che può essere, diciamo, annoverato anch'esso tra le prime costruzioni necessarie, evidentemente, di cui si dotò la colonia di Florenzia. L'acquedotto che portava acqua appunto a Firenze partiva dalla zona della Val di Marina, in una località che forse alcuni di voi conoscono, che si chiama La Chiusa. È un po' a nord, praticamente andando per la strada che da Calenzano va verso Barberino, a qualche chilometro di distanza da Calenzano. E in questo punto le acque del Marina venivano convogliate all'interno di un acquedotto che passava, diciamo, potremmo definirlo pedemontano, attraversava Sesto, Quinto, per poi praticamente uscire da sottoterra. Il primo tratto era tutto sotterraneo, e a quel punto diventare un acquedotto come noi siamo abituati a pensare gli acquedotti romani, quindi su arcate, e che attraversava la zona di Rifredi ed arrivava appunto a Firenze. Qui abbiamo due dei tratti che sono stati messi in luce, qui proprio all'inizio, quindi in corrispondenza della Chiusa, e qui siamo nella zona del Sodo, cioè prima di Rifredi, dove è stato individuato un altro tratto di questo acquedotto. Un acquedotto sotterraneo che presentava praticamente un'apertura piuttosto stretta, l'altezza era di circa 1,80 m, molto stretta come vedete, e che però aveva una certa portata d'acqua che sicuramente poteva soddisfare il fabbisogno della colonia appunto di Firenze. E vedremo però che non sarà l'unica fonte, diciamo così, di approvvigionamento idrico di cui era dotata la colonia. C'è una testimonianza piuttosto importante, anche suggestiva. Si conservavano fino a prima, vero, dei conflitti, delle arcate, due archi nella zona di Rifredi, in corrispondenza più o meno di quella che è la cosiddetta, oggi è rimasto il nome a una di queste strade, siamo nella zona di Via Corsica, quindi non proprio Rifredi, siamo diciamo tra Rifredi e Romito, potremmo dire, che si chiama Via dell'Arcovata.
via dell'Arcovata, appunto via delle Arcate, quindi questo come toponimo rimasto ad indicare la presenza delle arcate romane dell'acquedotto. E queste arcate, tra l'altro, si vedono anche in questa veduta, praticamente Firenze ripresa dalla collina di Montughi, e per quanto piccole, qui non so se tutti riuscite ad apprezzarle, si vedono ancora queste colonne qua in basso a destra, in un momento ancora in cui Firenze, come vedete, è compresa all'interno delle mura, di epoca successiva, e qui appunto notiamo l'area della fortezza da basso. Conserviamo anche dei documenti che ci fanno vedere l'arrivo dell'acquedotto nella zona appunto di Firenze. Siamo nella zona di Santa Maria sopra Porta. Oggi purtroppo tutta questa zona è stata cancellata da quelli che sono state gli adeguamenti subiti da Firenze quando Firenze diventò capitale, e i lavori condotti dall'architetto Poggi, a cui partecipò appunto Corinto Corinti, e che splatearono nel vero senso della parola tutto il quartiere medievale che si trovava compreso praticamente nella zona di Piazza della Repubblica, fino praticamente al Duomo. Oggi se uno passa per via Calimala, via dei Calzaioli, si trova dei palazzi che sono stati tutti costruiti sul vecchio quartiere medievale di Firenze. E nella zona appunto diciamo occidentale di Firenze arrivava l'acquedotto che si connetteva al circuito murario. Esiste una sorta di, non confermata, ma un'ipotesi che vede in questa, qui non so se qualcuno di voi riconosce, qui siamo nella zona di via dei Cerretani, e accanto alla chiesa, alla torre praticamente della Berta, vediamo questa sorta di costruzione che emerge dal fianco della chiesa con questa particolare apertura, e c'è chi sostiene che in realtà questa cosa si spieghi esclusivamente con la conservazione di una struttura che per le dimensioni sembra riprendere in qualche modo quello che era l'apertura appunto dell'acquedotto. Qui vediamo invece l'archeologo De Marinis, che per lungo tempo è stato il funzionario incaricato della Soprintendenza per i beni archeologici a Firenze, che va a misurare l'acquedotto appena scoperto, qui siamo ancora nel tratto sotterraneo, in Via delle Panche. Nelle cantine di alcune case di Via delle Panche fu trovato appunto l'acquedotto ancora nel suo tratto sotterraneo, e qui si vede appunto l'apertura dell'acquedotto rivestito con malta idraulica. Possiamo dire che di quello che noi sappiamo della Firenze, della prima Firenze, quindi la Firenze del primo secolo a.C., e soprattutto quella iniziale, a parte le mura e a parte l'acquedotto, non abbiamo così tante testimonianze. Le testimonianze maggiori, come vi dicevo, del periodo romano si riferiscono più che altro ad epoche più tardi, sia all'epoca augustea e poi soprattutto alla grande ristrutturazione della colonia effettuata in periodo adrianeo. Questi sono gli edifici, diciamo, che possiamo annoverare tra i principali di Firenze, e tutti furono ricostruiti e ristrutturati, alcuni veramente fatti ex novo proprio durante il periodo imperiale. Come vedete, c'è un grande cambiamento che si avverte subito rispetto a quella che era la pianta che vi ho fatto vedere in precedenza. Cioè il fatto che le mura, il circuito murario di Firenze cambia, cioè in parte diciamo le mura sembrano adeguarsi, comprendono ora la zona attuale, diciamo, di Piazza della Signoria, comprendono quindi Palazzo Vecchio, e poi vedremo appunto il teatro, e si spingono verso l'Arno. Quindi
diciamo, la superficie descritta, circondata appunto dal pomerio, cambia, e questo ha una discreta importanza anche da un punto di vista di significato, perché ovviamente allargare il pomerio necessitava di un'azione quasi di rifondazione stessa della città, e sicuramente da quello che noi vediamo dai reperti archeologici, dai contesti archeologici che sono venuti in luce, le cose cambiano notevolmente, perché, come vi dicevo, c'è una vera e propria ristrutturazione generale di tutta la colonia. Partiamo dal cuore, vero, della colonia romana, che è appunto il foro. Il foro che si trovava nella zona di Piazza della Repubblica. Questa è Piazza della Repubblica, e vediamo che oggi noi Piazza della Repubblica diciamo, ha un orientamento imposto per noi da quella che è da quelle che sono le logge, diciamo così, del Palazzo delle Poste, del Gambrinus, e quindi noi la troviamo orientata nord-sud. In realtà mezza di questa piazza era occupata dal foro romano, che era orientato invece est-ovest. Qui possiamo vedere un'immagine, ecco, possiamo vedere probabilmente in bianco l'area di Piazza della Repubblica, e qui vediamo appunto il foro, secondo quelle che sono le ricostruzioni, ancora in questo caso determinate dall'interpolazione dei dati di Corinto-Corinti e di elucubrazioni, diciamo, più che altro più recenti. In alcune zone infatti non sono stati rieffettuati degli scavi, in cui si notano delle strutture. Cosa si nota? Si nota praticamente un foro piuttosto ampio, che prende circa metà di Piazza della Repubblica, in corrispondenza, diciamo, di dove ora è la zona, diciamo, del palazzo. Qui c'è il Palazzo delle Poste, qua c'è il Gambrinus, e qui c'è Via Strozzi. Ecco, in questa zona, praticamente a nord di Via Strozzi, si trovava il Tempio di Giove Capitolino. Un tempio piuttosto imponente, piuttosto grande, stava su un podio alto circa 5 metri, con una grande scalinata che portava alle 3 celle, dove stava appunto la triade capitolina. E un'altra particolarità di questo tempio era che il podio era probabilmente terrazzato, cioè c'era una prima gradinata di accesso, si entrava su una sorta di terrazza, su questa terrazza poi vi era il tempio, il vero e proprio podio del tempio, a cui si accedeva ancora da un'altra gradinata. In epoca imperiale vennero realizzate ai lati del tempio degli edifici di incerta destinazione, che alcuni studiosi, tra cui Metzger, ipotizzano fossero della sorta di tesauroi, vero, del tempio, anche se la loro funzione rimane alquanto dubbia. Vedremo poi che in questo punto, qui vedete c'è una struttura allungata che sta a fianco di questo vano posto a nord del tempio. Bene, questa è una struttura su cui ritornerò a fine della conferenza, perché è piuttosto importante e per certi aspetti si riconnette a quello che vi dicevo prima riguardo appunto le risorse idriche a cui attinge la colonia romana di Florenzia. Degli scavi effettuati dopo la demolizione del quartiere medievale nell'epoca appunto di Firenze, prima che Firenze diventasse appunto capitale, hanno delle testimonianze conservate oggi nei cortili interni del Palazzo della Crocetta, sede del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, e fino a pochi anni fa sede anche della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana. E questo è un lacerto della fronte praticamente del Tempio di Giove Capitolino, e qui potete vedere tutta una serie di reperti provenienti dalla stessa area. Questi reperti, come vedete, sono stati murati in alcuni casi veramente sulle
sulle facciate di questi cortili di Palazzo della Crocetta, e era un tipo di esposizione di questi reperti caratteristico, diciamo così, del periodo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e quindi è stato deciso di mantenere, per un rispetto, diciamo, diciamo museologico più che altro, è stato deciso di mantenere questo tipo di allestimento e non cambiarlo, anche perché anch'esso fa parte della storia, diciamo così, di questo museo e di questo istituto, perché era comunque la soprintendenza alle antichità d'Etruria. Si conservano lacerti del tempio di Giove Capitolino che poi vengono riutilizzati. Questo ad esempio è un capitello proveniente appunto dal tempio di Giove Capitolino che è stato riutilizzato a San Miniato al Monte, quindi possiamo appunto vedere questa immagine. E questa è un'immagine piuttosto significativa di come doveva apparire. Direi che più che questa immagine, questa è la ricostruzione effettuata da Corinto Corinti, che come vedete aveva ben chiare le idee su come doveva essere predisposto il foro romano, e qui possiamo vedere la ricostruzione virtuale sviluppata recentemente sulle conoscenze che, come vedete, non sono troppo dissimili da quelle che aveva Corinto Corinti. Colpisce molto questa ricostruzione virtuale e soprattutto ci aiuta a capire dove si andava a collocare il foro, il Tempio di Giove Capitolino, rispetto agli edifici attuali. Qui c'è il caffè Pascoschi e quindi potete ben collocare il Tempio di Giove Capitolino all'interno della piazza. Di edifici sacri a Firenze noi conosciamo sicuramente il Tempio di Giove Capitolino nel foro, non conosciamo molti altri edifici di culto tranne la notizia del Tempio di Iside, che si trovava praticamente più o meno sotto in piazza San Firenze, quindi siamo alle spalle di Palazzo Vecchio, e dove alcuni scavi hanno messo in luce una serie di reperti che non sono state trovate le fondamenta del Tempio, quindi non sono state trovate strutture che possono essere riconnesse all'edificio di culto, ma sono stati trovati degli scarichi praticamente di materiali pertinenti alle decorazioni anche architettoniche del Tempio, che hanno consentito la sua identificazione. Questi materiali sono conservati, sono stati riuniti in una sorta di edicola, questa sorta di artefatto, ovvero composto con tutti i reperti recuperati in quell'occasione, che provengono tutti dal Tempio di Iside. E particolarmente interessanti, ora qui non so se si riesce a vederli, credo di no, comunque alcune decorazioni, alcune mensole o frammenti di capitelli che presentano dei serpenti, vero? Un serpente, sono lavorate appunto a protomi di serpente, e anche questo, diciamo, è un altro elemento che ha permesso di riconnettere questo edificio al culto di Iside. Dunque, spostiamoci, rimaniamo appunto in questa zona, nell'angolo sud-orientale della colonia di Florenza, e un altro edificio che sicuramente e che viene costruito appunto in questo periodo successivo è sicuramente il teatro che impone, come vi ho detto, proprio per il punto in cui si va a collocare, lo spostamento di quello che era il perimetro delle mura verso sud, quindi un allargamento di questo angolo del pomerio della colonia. Da sempre, diciamo, si sa che più o meno che il teatro romano di Filorenza si doveva trovare sotto Palazzo Vecchio. Questi sono dei primi schizzi che raffigurano i primi tentativi di ricostruzione della cavea del teatro. Queste sono le strutture di Palazzo Vecchio, per chi non fosse molto ben a chi non fosse ben chiaro dove siamo. Ecco, diciamo, questo è Palazzo Vecchio, questa è la Fontana di Nettuno, qui c'è Piazza della Signoria.
e qua c'è Palazzo Gondi. Questo è appunto il primo tentativo di ricostruzione di quella che doveva essere la cavea del Teatro Romano. Qui siamo in Via del Leone, quindi alle spalle di Palazzo Vecchio, e qua appunto c'era il Tempio di Iside. Cosa sappiamo di questo grande edificio? Sono state fatte varie ipotesi sulla ricostruzione e sull'orientamento di questo teatro. Qui vedete appunto un'altra di queste. Di che cosa si conserva di questo teatro? Si conservano a parte, diciamo così, delle arcate che sostenevano la cavea, che si trovano proprio sotto Palazzo Vecchio. Recentemente alcuni scavi effettuati dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria e affidati alla Cooperativa Archeologia di Firenze hanno consentito di mettere in luce parte, diciamo così, anche dell'orchestra, dove si conserva parte della pavimentazione, e due pilastri che ci consentono di determinare diciamo così, la scena di questo teatro, che va quindi a riposizionarsi, a cambiare leggermente l'orientamento, rendendola molto parallela a Via dei Leoni. E questo non deve stupire, perché in realtà viene resa parallela a che cosa? A quello che era il circuito murario. Quindi in pratica il teatro si addossava la scena a quella che era il perimetro murario alle mura di Firenze. Qui possiamo anche vedere una suggestiva ricostruzione, diciamo forse andrebbe spostato ancora un po' più indietro, ma di come apparirebbe oggi il Teatro Romano di Firenze da Piazza della Signoria, considerando appunto anche la posizione di Palazzo Vecchio. Quindi se fosse ancora conservato il Palazzo Vecchio, si fosse addossato, avesse sovrastato il teatro mantenendolo, si vedrebbe una scena tipo questa. Vicino al teatro, quindi nella zona praticamente fuori però dal circuito delle mura, come è ovvio, stava appunto l'anfiteatro. L'anfiteatro è diciamo forse l'unico monumento romano che ancora oggi noi possiamo ben riconoscere a Firenze. Perché? Perché le strutture dell'anfiteatro sono state riutilizzate nel corso del Medioevo per la costruzione di palazzi che hanno mantenuto quindi la forma dell'anfiteatro romano. Diciamo che siamo anche in un punto di Firenze che si è salvato dagli stravolgimenti, vero, che vi ho raccontato ormai varie volte, determinati appunto dalle grandi lavori del Poggi. Quindi, salvandosi questa parte di Firenze, si sono mantenute le strutture medievali che risfruttavano le fondazioni. Potrei interromperti un attimo. Questo chiamare in causa Poggi sì, in questi casi è sbagliato, perché sì, sia per il centro di Firenze sia per altre cose Poggi non c'entra nulla. Poggi è responsabile, diciamo, dei lavori di Firenze Capitale, ma per tutta la vita si è battuto contro gli stravolgimenti, contro la grande operazione urbanistica che fu fatta nel centro di Firenze. Quindi, povero Poggi, se... No, ma io non ce l'ho col Poggi, cioè Poggi per me lo richiamo come un periodo. Ecco, comunque è interessantissimo tutto il discorso, compresa anche la rivalutazione delle cartoline del Corinto-Corinti, che di solito vengono interpretate così come una cosa un po' folcloristica, no? Invece il tuo discorso testimonia che invece sono ricostruzioni basate, però la grande operazione sul centro di Firenze in particolare avviene a 30 anni di distanza da Firenze Capitale e soprattutto avviene con un Poggi ormai anzianissimo assolutamente contrario a questa operazione, tant'è vero che ci sono testimonianze molto precise nelle memorie che lui lascia su questo argomento. Quindi ecco, no, una precisazione, mi scuso dell'interruzione, no, faccio benissimo, ma la credo necessaria.
anzi la invito più che altro a fornire anche appunto queste precisazioni e questi particolari, perché ovviamente... No, ma insomma c'è per esempio un libro del Silvano Fei che si chiama La grande operazione urbanistica, che dettaglia esattamente le date di questo. C'è una grossa letteratura anche su Corinto Corinti, c'è un libro della Gabriello Refice per esempio, c'è una grossa, comprese anche le testimonianze che si trovano nel Museo di San Marco, no? Quindi ci sono fisicamente degli oggetti. Ecco, siccome è un errore piuttosto frequente quello di riconnettere a Firenze Capitale e a Poggi questo stravolgimento, questo misfatto urbanistico per il quale mezza Europa, diciamo, ci portò per bocca, diciamo così, come si dice a Firenze, ecco, mi sembrava opportuno precisare questo aspetto. Certo. Mi scuso dell'interruzione. No, ma ci mancherebbe. Richiudo il microfono. Ripeto, sono periodi che, io non ho problemi a dirlo, sono periodi in cui, io ripeto, non sono un esperto. Per me, io utilizzavo il nome di Poggi in quanto appunto, essendo molto conosciuto e spesso si fa riferimento come periodo appunto alle opere effettuate e in qualche modo disegnate, allora, diciamo così, da Poggi. Utilizzavo questo nome per riferirmi a un periodo preciso, però appunto è giusto, la sua correzione è giustissima. Come vi dicevo, ritornando appunto al discorso dell'anfiteatro, l'anfiteatro fu costruito anche in uno dei punti più bassi, vero, di Firenze. Questo l'avevo spiegato nella conferenza passata. Ancora una volta abbiamo una delle cartoline di Corinto Corinti che ci fanno vedere appunto le strutture, più che le strutture scoperte, diciamo la grande intuizione, è vero, effettuata da Corinto Corinti, che agevolato sicuramente anche dall'orientamento di tutte le strade che descrivono praticamente, partendo da Piazza Peruzzi e via dei Ventaccordi, via Torta, che descrivono ancora il perimetro dell'anfiteatro. E poi fondamentalmente l'anfiteatro credo che lo possiate vedere tutti, non solo passeggiando per le strade di Firenze, ma anche in qualsiasi foto aerea che voi potete prendere, anche se andate appunto su Google Earth e fate uno zoom su Firenze, potete facilmente ricollocare il punto dove si trovava l'anfiteatro. Questa appunto è un'immagine facilmente riconoscibile. Questa è la piazza di Santa Croce, questo è il Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Via del Leone, e queste sono appunto il perimetro dell'anfiteatro che incrocia via dell'Anguillara, se non mi sbaglio, e l'altra non mi ricordo, se qualcuno mi può aiutare. L'altra strada dovrebbe essere Borgo dei Greci. No. Ok, e questa è una possibile appunto ricostruzione di come doveva apparire appunto l'anfiteatro, se ancora una volta utilizziamo questa ricostruzione virtuale e la andiamo a sovrapporre su quelli che sono i tetti della città di Firenze. Sicuramente una grande l'organizzazione che assume e la monumentalità anche per certi aspetti che assume la colonia di Florenzi in epoca imperiale è testimoniata anche da altri edifici e soprattutto dalle terme. Noi conosciamo ben 3 complessi termali di grandi dimensioni che si dovevano trovare nel perimetro appunto della colonia romana di Florenzia. Partiamo appunto da quelle che sono le cosiddette terme capitoline. Qui questo vedete, utilizziamo una cartolina di Corinto Corinti, questo è il perimetro, diciamo, del podio su cui sta il Capitolium, il Tempio Capitolino. Questa è via dei Vecchietti, quindi questa è via Strozzi, quindi alle spalle del Tempio Capitolino stavano appunto le terme capitoline. Terme capitoline che furono intercettate sempre nello stesso periodo di questi grandi lavori di ammodernamento e di cui si conservavano parte degli alzati, parte delle strutture, con un intero di circa un paio di metri, come potete vedere. Furono recuperati anche frammenti del pavimento musivo, sia del tepidarium, sia del grande frigidarium che caratterizzava questo edificio termale.
Non era però l'unico edificio termale che si trovava a Firenze. Un altro grande edificio termale era localizzato nella zona di Piazza della Signoria. Questa è un'immagine presa dall'alto, una delle tante immagini che potete trovare di questi scavi effettuati in Piazza della Signoria, parzialmente editi. Qui siamo in un settore, come vedete siamo di fronte alla fontana del Nettuno. In realtà la piazza fu poi, gli scavi furono poi ampliati fino ad arrivare quasi al limite, vero, dei palazzi che si trovano sul lato settentrionale della piazza, e sono emerse dagli scavi un complesso termale piuttosto importante che va a collocarsi proprio al centro della piazza. Alle spalle si trovava la nota fullonica romana di grandi dimensioni, che occupava una grande superficie, e quindi possiamo capire anche come l'acqua, proprio per la presenza di tutti questi edifici termali, per la presenza di varie fulloniche, una era in Piazza della Signoria, ma una era anche nella zona che vi ho fatto vedere prima, della porta orientale di Firenze. Ovviamente l'elemento acqua era importante e sicuramente quindi si può immaginare che questa venisse presa ovviamente dall'Arno e utilizzata e convogliata appunto dall'Arno all'interno, anche e soprattutto per le fulloniche, più che per gli edifici termali, per il funzionamento di questi complessi. Qui possiamo vedere una pianta particolare appunto degli scavi, dove si intuisce l'abside, vero, del grande complesso termale che si trovava proprio a nord della fontana del Nettuno. E questa è una ricostruzione di questo edificio termale. Qui lo possiamo vedere, la stessa abside all'interno della ricostruzione. Qui ancora un'immagine di questo edificio, di questo complesso termale, sovrapposto sia alle strutture emerse nello scavo di Piazza della Signoria, sia posizionato appunto rispetto a quella che è l'attuale Piazza della Signoria. Ci possiamo fare un'idea sia di dove si trovava, sia di quanta superficie, vero, occupava questo complesso termale. Come vi ho detto, i complessi termali erano 3, quindi ce ne manca uno, che è quello delle Terme di Capaccio, di cui purtroppo non ho messo delle immagini e che però è facilmente individuabile grazie alla sopravvivenza del toponimo di Via delle Terme. Non capisco però perché... No, va bene, non l'ho messo. Questi sono appunto i complessi termali di Firenze. Quelle di Capaccio, cioè quelle appunto nella zona collocabili nell'area di Via delle Terme, erano probabilmente in corrispondenza anche dell'arrivo dell'acquedotto romano. Probabilmente in quel punto si doveva trovare il Castellum Acque, che poi serviva per la redistribuzione su tutta la colonia dell'acqua proveniente dall'acquedotto. Come si viveva a Firenze? Cioè, questi sono i grandi, ovviamente, monumenti pubblici, grandi complessi pubblici, quindi il foro, abbiamo visto appunto gli edifici termali, le mura, l'acquedotto, ovviamente il resto della superficie era per la maggior parte occupato anche dalle residenze che erano le domus, di cui noi abbiamo delle tracce provenienti anche in questo caso da vari punti della città. Quindi dobbiamo immaginarci una città ovviamente densa di abitazioni di domus romane. Domus romane che, come voi probabilmente sapete, erano tutte di grandi dimensioni, piuttosto ampie, non certo paragonabili come metratura alle nostre, alle case che noi abbiamo in modo standard, diciamo, abitiamo. Una di queste domus, forse la più importante, più che altro per i resti che si sono conservati e che sono stati in parte strappati, vero, portati poi al Museo Archeologico di Firenze, è quella emersa sotto il Palazzo Vescovile, che si trovava, che ora non esiste più, e che si trovava alle spalle, diciamo così, del Battistero, nella zona occidentale del Battistero.
In questo punto emersero varie testimonianze piuttosto importanti. Qui vediamo intanto una parte di basolato e in questo punto doveva trovarsi la porta settentrionale una delle 4 porte, la porta settentrionale di Firenze. Non solo, sotto le strutture del palazzo vescovile emersero appunto i resti di una domus romana che in parte interessava anche le fondazioni del battistero di Firenze. Qui possiamo vedere i resti appunto di questa domus, di queste murature che si vanno sotto il battistero di San Giovanni. Questi sono alcuni degli acquarelli realizzati nel corso appunto di queste ricerche che si riferiscono appunto ai ritrovamenti di questa domus, e qui si vedono anche le murature romane che stanno proprio sotto la fondazione del battistero, si vedono qui a destra. E questa è la pianta ricostruita di questa grande domus. Qui si vedono le strutture del battistero di San Giovanni e sotto appunto la grande struttura della domus a più ambienti che si trovava in questa parte settentrionale della colonia di Florenzia. Piuttosto importanti sono stati la conservazione di alcuni frammenti dei pavimenti musivi. Questo in particolare, piuttosto bello, è ancora oggi visibile su una delle facciate appunto di palazzo, dei cortili di Palazzo della Crocetta, e proviene proprio da questa domus. Ovviamente si viveva, si moriva anche a Firenze, e quindi le necropoli. Necropoli ha fatto piuttosto notizia la scoperta della necropoli romana, che si conosceva in realtà la localizzazione, ma non si avevano scavi archeologici recenti effettuati, che è quella che si trova praticamente quando ci si sposta dalla stazione di Santa Maria Novella verso la fortezza d'Abbasso. In occasione dei lavori della tranvia è emersa appunto questa necropoli romana, che era quindi sulla parte che andava a occidente, che usciva da Firenze su questo lato. Ma dobbiamo immaginare che aree necropolari, aree sepolcrali, erano poste lungo tutte le principali vie di uscita da Firenze. Per la maggior parte si trattava, ad esempio, la necropoli che è stata scoperta appunto davanti alla fortezza d'Abbasso ha restituito un numero consistente di tombe alla Cappuccina. Altre tombe alla Cappuccina sono emerse nella zona a nord, oltre le mura, oltre il tratto di mura a nord della colonia, nella zona di Santa Pollonia. Queste tra l'altro ancora non so se siano state nemmeno pubblicate. Ma esistevano ovviamente anche le tombe della nobiltà della colonia di Firenze, che diciamo di cui rimangono tracce in alcuni sarcofagi di grandi dimensioni, come questo, esposto appunto al Museo dell'Opera del Duomo, e che quindi ci riflettono una strutturazione sociale piuttosto variegata e sicuramente anche benestante. Una particolarità con cui chiudo questa piccola carrellata appunto di antichità romane di Firenze è ancora, anche quasi per chiudere un cerchio che avevo iniziato la volta scorsa, è quella legata appunto al cosiddetto pozzo di Firenze. Come vi avevo fatto vedere nella ricostruzione del foro romano di Firenze, nella parte settentrionale, accanto al tempio di Giove Capitolino, avevamo quella struttura rettangolare su cui mi ero soffermato. Ebbene, ora ci ritorniamo un attimino. Quella struttura va a collocarsi proprio sotto le logge dell'ex Gambrinus. Qui vedete ancora questa vecchia fotografia e con ancora la scritta, vero, Caffè Gambrinus Cinema, dove si trovava questo cinema poi smantellato, piuttosto storico, direi, di Firenze. Era qui che in questa zona apparvero a circa 4 metri di profondità le tombe più antiche di Firenze, quindi quella piccola necropoli villanoviana di cui vi avevo parlato, ed è qui che concludiamo questa sorta di
excursus a cui mi riallaccio, perché? Perché se voi attraversate appunto le logge del Gambrinus, a un certo punto incontrate una grata, diciamo più o meno proprio all'uscita del locale, c'è una grata di metallo. Questa grata di metallo è l'accesso, era diciamo l'accesso per il pozzo che venne trovato durante gli stessi lavori e che fu descritto anche da Corinto Corinti. In pratica costava di un ambiente piuttosto lungo, circa 12 metri, che scendeva fino ad una profondità di 4,50 m, 4,60 m. E come si accedeva a questa profondità? Tramite una lunga serie, una scala piuttosto lunga, con numerosi scalini, anche piuttosto consumati. È interessante notare come praticamente qui, non so se si intravede forse, in questo lato qua, vedete, nel lato rivolto verso nord, la scala praticamente era in direzione est-ovest e questa era la parete settentrionale di questo vano, possiamo dire un vano ipogeo, era ancora, si conservava la traccia rettangolare con addirittura dei cardini ancora in posto, dei ganci ancora in posto, di qualcosa che doveva stare attaccato su questa parete. E questo qualcosa attaccato su questa parete era stato scoperto pochi giorni prima e si tratta praticamente di un rilievo marmoreo, che è questo che vi presento, e che era esposto fino a quando è esistito nel Museo di Firenze Com'era. Si tratta di un rilievo marmoreo, come vedete, ha una sorta di stela che riproduce un'edicola, al centro della quale sta una figura umana su delle rocce, con in mano una sorta di infiorescenza che potremmo riconoscere anche in una sorta di canna, e questo rilievo stava appunto attaccato su questa parete del pozzo. Ci sono state varie ipotesi su che cosa fosse questo pozzo. Inizialmente si pensò che per la vicinanza alle Terme Capitoline questo pozzo facesse parte delle strutture che erano funzionali alle Terme Capitoline che si trovavano lì vicino. In realtà non si conoscono, diciamo, confronti di ambienti simili connessi a edifici termali, e comunque, diciamo, la distanza è tale per cui sarebbe difficile immaginare un'estensione del complesso termale fino a questo punto. Praticamente si tratterebbe a quel punto di un complesso termale che doveva addirittura girare intorno al Tempio di Giove Capitolino, quindi è probabile che si tratti di una struttura indipendente. Che cos'era? Sicuramente è un pozzo, cioè in pratica queste scale scendono fino ad arrivare a una sorta di bacino di raccolta che aveva sul fondo, sulla parete che noi non vediamo, che sta di fronte a queste scale, una nicchia che fu trovata vuota, che non conservava reperti, e il bacino affondava direttamente in quello che era il pancone roccioso su cui era costruita la colonia romana di Florenzia, e che praticamente proprio per la risalita della falda acquifera veniva riempito. Quindi una sorta di pozzo da cui si poteva attingere dell'acqua. È venuta quindi fuori l'idea, l'ipotesi che potesse trattarsi di un pozzo pubblico, cioè quindi di una sorta di cisterna, non una vera e propria cisterna, perché appunto si trattava di una risalita di acque dalla falda acquifera, che era a disposizione della comunità. In realtà recentemente è stata formulata anche un'altra ipotesi che, diciamo, sta piuttosto bene con la vicinanza in parallelo, direi, al Tempio di Giove Capitolino che si trovava lì vicino, e che, diciamo, in qualche modo giustifica anche il rilievo marmoreo che era attaccato nella parete destra entrando, quindi nella parete nord, che è appunto il rilievo in marmo. Che cosa rappresenta questo rilievo in marmo? Questo rilievo in marmo, quando fu trovato, lo stesso Corinto Corinti ipotizzò che potesse trattarsi della rappresentazione del fiume Arno, della divinizzazione del fiume Arno, quindi del dio fluviale, in questo caso appunto dell'Arno stesso. Questa ipotesi è stata messa varie volte in discussione, ma recentemente la professoressa Capecchi ha riesaminato questo monumento e ha formulato l'ipotesi che possa trattarsi veramente della personificazione dell'Arno. Diciamo, le rocce starebbero a significare proprio
diciamo, l'origine naturale di queste acque, questa sarebbe effettivamente da un punto di vista iconografico è la rappresentazione di un dio fluviale, e quindi è molto probabile che si tratti proprio della rappresentazione del dio Arno. Purtroppo noi non abbiamo nelle fonti scritte dei riferimenti che ci parlano di una divinità fluviale appunto legata al fiume della città di Florenzia. È quindi possibile che si trattasse di un culto popolare, poi ovviamente monumentalizzato quando? Forse proprio quando i romani, il Senato romano doveva decidere sulla proposta, vero, di aprire il canale del Chiana, vero, e a questo si opposero non solo gli aretini ma anche i fiorentini, e facendo praticamente, richiamando un po' la sacralità del loro fiume. Potrebbe anche darsi che questa sacralità sia sempre rimasta, quindi a partire dal periodo etrusco fino ad arrivare al periodo romano, sia rimasta come culto tradizionale cittadino. E in questo senso, quindi, questo pozzo, più che un pozzo, diciamo, destinato alla captazione delle acque per essere messo a servizio della comunità, fosse proprio un pozzo sacro, quindi un luogo religioso, e che questo rilievo marmoreo non sia altro che quindi un dono votivo, come appunto il carattere stesso del monumento e soprattutto dove era appeso farebbe pensare. Bene, io ho terminato la mia breve e modesta, diciamo così, conferenza su quello che volevo dire di epoca romana su Firenze, e quindi lascio spazio, diciamo così, al dibattito e alle domande per quanto appunto possa rispondere. Allora Luca, ti ringrazio tantissimo della bella conferenza. Mi scuso anche con te e con i partecipanti, perché effettivamente oggi abbiamo avuto un vero e proprio attacco. Mi dice, tornato Stefano ora, mi dice Stefano che a un certo punto, quando io ho perso perfino la connessione, c'erano 156 persone che tutte insieme cercavano di entrare. E infatti a me è saltata pure la connessione a un certo punto. Ora vi dico la verità, io purtroppo ho rimosso anche 3 persone che non dovevo, perché erano nomi che io non avevo nell'elenco. Ora vi dico la verità, mi è rimasto un Claudio Bellucci, che spero sia qui un amico con buone intenzioni, non è nel mio elenco, ma è fra noi. E poi basta, sono tutti nomi che io ho nell'elenco. Non so come abbiano avuto il link, perché proprio per questi motivi lo mandiamo alle persone che chiedono, insomma, di partecipare e non che entrano per disturbare. Allora, la chat la lascio chiusa, vi prego di usare alza la mano se avete qualcosa da chiedere, da osservare, da aggiungere. Prego, Anna, non leggo. Maria. Prego. Allora, so che di recente su Viale Spartaco Lavagnini, mentre stanno facendo i lavori del tranvia, sono stati trovati degli scavi romani, qualcosa. È al corrente? Luca, ne sa qualcosa? No, purtroppo no, mi dispiace, sono sincero, degli ultimi lavori Spartaco Lavagnini, quindi siamo, diciamo, molto 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 recenti, perché sono proprio i lavori dell'ultima tratta no, di questi purtroppo, complice anche la situazione attuale, non ne so niente. No. Ok, grazie. Se qualcuno ne sa qualcosa e vuole intervenire, apprendo anch'io, mi fa piacere. Ecco, appunto, ci fa piacere a tutti. C'è qualcun altro? Parlare? Prego, Laura. Sono Erika dell'associazione Atto Primo, ma conosco Luca Cappuccini perché dalla casa editrice all'Insegna del Giglio. Grazie, davvero è stato bellissimo, grazie mille. No, volevo ricollegarmi a questa domanda di Viale Spartaco Lavagnini, che è vicina alla fortezza? Via Spartaco Lavagnini, sì, finisce, diciamo, verso la fortezza da basso.
perché tantissimi anni fa, era il 2003, io ho fatto delle ricognizioni archeologiche con una società archeologica, la SACI, e trovammo delle anfore lì, delle anfore romane, ma è del 2003 questo ritrovamento, sì. Poi volevo solo salutare e ringraziare, semplicemente vorrei appunto anche stimolare l'Università Italia Nostra, tutte le associazioni, perché appunto in questo momento gli amministratori non sono tanto sensibili, quindi vanno monitorate le loro scelte, tutte le loro appunto scelte politiche che fanno sul territorio. Quindi ecco, semplicemente bisogna monitorare per la valorizzazione sempre del territorio. Grazie. Ciao Erika. Allora, grazie Erika, ti saluto anch'io perché anche noi ci siamo conosciuti online. È vero, sì, grazie, allora, arrivederci. Darei la parola prima al professor Lando Landi, poi a Laura Manganaro, intanto poi mi faccio un elenchino. Prego professore. Grazie, prima di tutto grazie di questa chiara e interessante conversazione che veramente è stata molto gradita. Allora, io avrei 3 domande, se non sono troppe, credo non siano molto complicate. Una è, volevo sapere, siccome ho trovato delle tracce di acquedotto sulle pendici di Monte Morello, volevo sapere se questo acquedotto risaliva a epoca romana e magari confluiva in quella che veniva da Val di Marina, no? Quella che ha ricordato anche lei. Poi, è una leggenda metropolitana oppure è vero che è colonnata a Sesto? La colonnata di Sesto prende nome dalle arcate di un acquedotto che probabilmente è un acquedotto romano. Tracce dell'acquedotto romano si trovano anche in un parco che è davanti all'Esselunga su via Gramsci. La seconda domanda è, mentre mi è chiaro il tracciato di via del Proconsolo, via Calzaioli, via Tornabuoni, a sud io non so bene qual è il tracciato delle mura. Ho trovato in una strada parallela, ora non mi ricordo il nome, sulla carta non l'ho trovata, parallela a via Condotta e a via Porta Rossa, e sotto una cantina che una volta vidi c'è il tracciato, c'è l'arcata di una porta e il lastricato romano con solchi profondi di ruote di un carro. Ecco, volevo sapere però il tracciato lì in quel punto dove era. L'ultima domanda è, ci sono delle terme anche sotto la Torre della Pagliazza in piazza Santa Elisabetta, ma quelle terme non erano chiaramente, lo domando, non erano terme pubbliche, ma forse erano terme private. Ecco, la ringrazio. Allora, partiamo dalla domanda dell'acquedotto. Cioè io non so dove lei ha trovato le testimonianze, diciamo, dell'acquedotto che mi diceva sotto Monte Morello, dipende dove sotto Monte Morello dove, perché in realtà l'acquedotto lì, come lei ha giustamente ricordato, transita proprio nella zona, diciamo, nelle particelle catastali che corrispondono, diciamo così, alla zona della Mula, cioè davanti all'Esselunga, e quindi va avanti per poi collegarsi come al tracciato che è stato scoperto in via delle Panche. Per quanto riguarda però il problema di colonnata a Sesto, io sto a Sesto Fiorentino, si presume che in realtà in tutto quel tratto fosse interrato, quindi si spiegherebbe male questo toponimo di colonnata riferito a un tratto dell'acquedotto che ancora era sotterraneo. Questo almeno è quello di cui io sono a conoscenza. Per quanto riguarda la zona di via di Porta Rossa, lì sì, c'è sicuramente il basolato e c'è anche un'apertura. Si tratta di una delle postierle delle mura, perché le mura, non l'ho detto ovviamente, ma aveva il circuito murario, aveva anche delle posterule, cioè delle uscite praticamente ridotte che servivano in caso d'assedio per far uscire ovviamente
i fanti e farli andare contro il nemico in modo, diciamo così, nascosto. Queste posterule se ne conservano alcune, quella più importante, quella più nota è proprio quella di via di Porta Rossa, e le mura passavano proprio di lì. Il problema non è quello, il problema del circuito murario di Firenze è proprio sul lato del teatro. È lì che, cioè, diciamo, siamo alla stessa altezza più o meno, ma non tanto la parte diciamo occidentale del lato sud, quanto la parte orientale del lato sud è un po' un problema all'individuazione, quello sì, sicuramente. Grazie Luca. Allora, Laura Manganaro, prego Laura. Sì, grazie, buonasera, grazie professor Cappuccini, perché anche per me è stato molto molto interessante, davvero un'esposizione molto ricca, e mi ha fatto venire in mente diciamo un ricordo di una cara amica. Lavora in regione e per un certo periodo il suo ufficio si è trasferito nell'edificio in Piazza dell'Unità d'Italia, esattamente di fronte al cinema, all'Hotel Baglioni. E mi raccontava che al pian terreno, dove è situata una biblioteca, c'è una porticina, dice che l'hanno portata nelle cantine e da lì si sviluppavano dei resti bellissimi di una domus romana. Allora io mi chiedevo, ma lei ne è a conoscenza? Cioè, sì. È un'altra delle domus romane conosciute di Firenze, sì, no. Conosciuta, ma per quanto riguarda, lasciando stare il periodo attuale, per poter visitare in prospettiva, sono luoghi non accessibili? Alcuni di questi purtroppo, anche se sono ovviamente bene dello Stato, spesso si trovano sotto edifici privati, che siano poi di privati o che siano di società, sempre privati sono, e quindi ovviamente l'accesso spesso sottostà a quelle che sono le possibilità, diciamo, di queste società e di questi privati, quindi non essendo luoghi pubblici a tutti gli effetti è difficile offrire e organizzare, diciamo così, se non con visite comunque che devono avere, diciamo, il benestare di chi vede la gente entrare in casa. Quindi questo è un po', ora in quel caso magari appunto era un discorso legato alla regione, legato a una società, non lo so, comunque è forse un discorso un pochino diverso, però ad esempio sto pensando alle testimonianze che sono appunto nella zona dell'anfiteatro, quello sono all'interno di case private, come i resti dell'acquedotto in via delle Panche, cioè nel senso ci sono delle cose che dove appunto si va incontro ovviamente a un passaggio che è comunque privato, quindi per quanto le strutture siano pubbliche inizia a essere difficile organizzare una fruizione. Volevo tornare anche un attimino, non mi sono dimenticato della domanda, della domanda del professor Landi, me la sono ricordata. L'edificio termale che è sotto la Torre della Pagliazza è un edificio termale che si presume essere, diciamo, contestuale a una domus. Per quanto riguarda invece l'edificio delle terme, l'edificio termale di Capaccio, cioè via delle Terme, lì si può vedere ancora, è molto difficile vederlo, ma se uno dalla via delle Terme alza gli occhi al cielo, guardando praticamente la fine, l'incrocio praticamente di due palazzi, zona appunto proprio sopra le terme, diciamo, novecentesche, perché lì c'erano le terme novecentesche, i bagni di Firenze, se uno alza gli occhi vede un palazzo che ha un profilo circolare, come un settore circolare come la Torre della Pagliazza, perché sfrutta probabilmente anch'esso un'abside di questo edificio termale delle Terme di Capaccio. Grazie ancora Luca. Io non vedo altre mani alzate, però Anna, posso dire una cosa? Eccola una, Marco Panti. Sì, scusa Mario. Mi avete riconnesso. No, dicevo, volevo informare. Marco, mi scuso ancora con lei.
Posso parlare un secondo? Certo. No, la signora di prima chiedeva come si fa a vedere queste situazioni, diciamo, nel privato. No? Non voglio fare reclame di nessuna cosa, io sono un semplice iscritto. Io le ho viste quasi tutte questi scavi a cui alludeva il professore, perché sono semplicemente socio dell'associazione Acropolis, e basta guardare nel sito che hanno qui a Firenze. E loro, essendo iscritti, organizzano continuamente queste visite. Loro, diciamo, chiedono permessi a condomini, a tutte queste cose, e poi sono nel sito e si paga 5-6 euro come soci, che costa altri 15 euro all'anno, e si visitano queste cose. È molto interessante. Io ho goduto tantissimo da quando li frequento, perché ho visto tutti questi posti, tutti questi sotterranei, tutte queste folloni, che è veramente interessante. Sono tutti siti sotterranei, di alberghi, di posti vari, che le ristrutturazioni hanno trovato queste cose e poi le abbiamo visitate. Ecco, se uno interessa, guarda su internet, su Google, Acropolis con la K, Associazione di Firenze, ma ce ne saranno anche altri, penso. Ecco, io frequento questa, insomma, ecco, è un gruppo semi-volontario. Grazie davvero, tantissimo. Grazie mille Marco. Dicevo, si chiude un po' il cerchio, si ritorna a quello che Luca ha detto all'inizio, no? Il fatto di andare in giro, guardarsi intorno e cercare, scoprire le testimonianze del passato, no? È quello che, appunto, facendo appello anche agli insegnanti, ai quali principalmente sarebbe rivolto questo corso, che si dovrebbe fare, anche se nella scuola è sempre più difficile portare i ragazzi fuori e fargli vedere le cose, però è solo guardando, percorrendo i luoghi, insomma, che si impara di più. C'è qualcun altro? Altrimenti Anna, posso dire una... Anna, sì, poi c'è Giovanni, Patrizia e Giovanni Cardinali. Prego Mario. No, io anche volevo ringraziare il professore dell'esposizione, perché mi sembra interessante, soprattutto per mettere a fuoco anche un problema che noi abbiamo a Firenze, che poi sulla città romana si è sovrapposta a una città medievale piuttosto complessa, cioè che poi si è sviluppata in maniera molto consistente nel tempo. E quindi, però, per esempio, anche il fatto della centralità del Capitolium, cioè del foro nell'attuale Piazza della Repubblica, ha avuto delle conseguenze anche nella prima divisione, per esempio, dei quartieri, che non è quella che corrisponde a quella che si rifarà di nuovo dopo l'Unità d'Italia, che aveva come vertice d'incontro dei tre quartieri della riva destra d'Arno, proprio nella Torre dell'Abbondanza, e lì c'era il punto di arrivo delle strade che separavano i tre quartieri di Santa Maria Novella, di San Giovanni, poi modificato invece dal 65 con la nuova sistemazione. Volevo dire solo una cosa sulla domanda di Viale Lavagnini, al di là del fatto che poi saranno gli archeologi con le verifiche eccetera. Ho l'impressione che, poiché Via Lavagnini, come sapete, è il viale che sostituisce le mura che andavano da piazza dell'attuale Piazza della Libertà, cioè da Porta San Gallo a Porta Faenza, cioè alla fortezza, ho l'impressione che eventuali ritrovamenti anche in quella sede abbiano più a che fare anche con le mura arnolfiane e con i borghi e con la sistemazione dell'ultimo perimetro di mura medievali di Firenze. Poi questo non vuol dire che ci siano realtà romane sparse nel territorio, anche circostanze, non ne abbiamo trovate quando difendavamo l'area di via di Soffiano, di via Arnoldi, dove era stato deciso di costruire 3 piani di edifici in zone di vincolo paesaggistico collinare di bello sguardo. Lì sotto, dove scavavano il cantiere, è stata trovata, su segnalazione poi dei cittadini che presidiavano quella zona, è intervenuta la sovrintendenza archeologica, è stata trovata una villa romana di epoca, credo, imperiale. E noi si pensava addirittura a un convento francescano o delle Clarisse che si testimonia essere in quella zona. Poi è venuto fuori che sotto c'era anche tracce di una importante villa, poi hanno ritappato tutto, ma insomma ci hanno costruito questo insediamento. Però, per dire, le presenze romane poi sicuramente ricompaiono in più occasioni. Su Via Lavagnini ho l'impressione che ci siano più sussistenze di epoca medievale legate alle mura arnolfiane, che sono altrettanto importanti, insomma.
Grazie Mario. Giovanni Cardinali aveva chiesto la parola. Prego Giovanni. No, ho sbagliato Ok. perché volevo... No, soltanto ne approfitto per complimentarmi con la tua flemma nell'affrontare l'attacco informatico. Grazie a tutti. Ringrazio. Un po' d'ansia mi è presa, vi dico la verità. Insomma, vabbè. No, ma non è apparsa l'ansia, invece meno male. È molto calma. Complimenti e Allora, congratulazioni al relatore. Grazie. Se non ci sono altre domande, altre osservazioni, io ringrazio di nuovo Luca, ringrazio tutti i partecipanti